Un medico del Servizio Sanitario Nazionale le ha fornito il farmaco letale e gli strumenti per iniettarlo. Lei stessa ha provveduto all'autosomministrazione, tutto nel rispetto della legge. Anna, nome di fantasia, 55 anni, triestina, affetta dal 2010 da sclerosi multipla secondariamente progressiva, malattia irreversibile, è la prima persona in Italia ad aver avuto accesso al suicidio assistito con l'assistenza completa del Servizio Sanitario Nazionale. La vita di Anna è finita il 28 novembre scorso. Prima di ottenere ciò che disperatamente chiedeva da un anno, ha scritto un ultimo messaggio. Anna è il nome che avevo scelto e per il rispetto della privacy della mia famiglia resterò Anna. Ho amato con tutta me stessa la vita, i miei cari e con la stessa intensità ho resistito in un corpo non più mio. Ho però deciso di porre fine alle sofferenze che provo perché oramai sono davvero intollerabili. Voglio ringraziare chi mi ha aiutato a fare rispettare la mia volontà, la mia famiglia che mi è stata vicina fino all'ultimo. Io oggi sono libera. Sarebbe stata una vera tortura non avere la libertà di poter scegliere. I referti medici, spiegano dall'associazione Luca Coscioni, testimoniano che Anna ormai si esprimeva con voce tenue e ipofonica, ma era vigile e lucida anche se dipendeva totalmente dall'assistenza. Ricordano ancora dall'associazione Luca Coscioni: Anna è la prima malata che ha visto riconoscere da parte dei medici incaricati di effettuare le verifiche sulle condizioni che l'assistenza continua alla persona è assistenza vitale, così come la dipendenza meccanica non esclusiva garantita attraverso il supporto ventilatorio nelle ore di sonno notturno. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 13 dicembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda il primo suicidio medicalmente assistito dalla sanità statale. È avvenuto un paio di settimane fa a Trieste il 28 novembre, ma la notizia è sui quotidiani locali di oggi. In particolare abbiamo letto la prima colonna dell'articolo di Mauro Evangelisti per il Gazzettino. Anna a 55 anni si è tolta la vita grazie a un farmaco fornito dalla locale ASL, l'azienda sanitaria locale appunto. Era affetta la donna da una malattia irreversibile. Nell'ultima lettera parla di sofferenze intollerabili. L'associazione Luca Coscioni fa riferimento e ricorda le regole fissate dalla consulta dalla Corte Costituzionale. La notizia è anche sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM in un articolo di Francesco Codagnone: suicidio assistito, morta Anna, l'addio, adesso sono libera, la scelta della donna triestina. Per la prima volta il servizio pubblico ha fornito il medico oltre al farmaco. Una notizia che si inserisce all'interno del dibattito etico che in questi giorni, o meglio in queste settimane, anzi in questi mesi, si è sviluppato in tutto il paese e anche nella regione del Veneto, dove c'è un progetto di legge di iniziativa popolare, lo ricordiamo, promosso dall'associazione Luca Coscioni, che ha raccolto oltre 9.000 firme di cittadini veneti. Un progetto di legge di iniziativa popolare che ancora a giugno è stato depositato in Consiglio regionale e che è attualmente al vaglio delle commissioni. Allora, anche su questo aspetto vediamo le notizie di oggi sui quotidiani del gruppo NEM. PDL fine vita in commissione, discussione sospesa e slitta il passaggio in aula. Insomma, non buone notizie su questo fronte. L'articolo è di Laura Berlinghieri: la maggioranza vota lo stop. Giacomin, unica voce fuori dal coro, consigliere della Lega. Oggi salta il voto in quinta commissione, propedeutico al transito in consiglio. Vediamo anche il Gazzettino: chi deve finanziare le medicine. Questo è il nodo sul quale ieri si è arenata la prima commissione consigliare, la commissione bilancio appunto. La proposta di legge, infatti, modellata sulla sentenza della Corte Costituzionale in materia di fine vita, prevede la gratuità della prestazione nei confronti del paziente,
ma secondo la scheda di analisi economica finanziaria della regione si tratterebbe di un'attività extra LEA, cioè non sostenibile attraverso il fondo sanitario. E quindi chi è che paga le medicine necessarie appunto al suicidio medicalmente assistito? Insomma, la legge veneta slitta probabilmente al 2024, l'approvazione del progetto di legge di iniziativa popolare si intende, e quindi il testo regionale che dovrebbe regolare il fine vita non avanzerà di pari passo con la legge di bilancio come era stato precedentemente annunciato. Questo per quanto riguarda il tema del fine vita e del suicidio assistito. Lo ripetiamo, a Trieste il 28 novembre c'è stato il primo suicidio completamente assistito dalla sanità statale, una data storica per il nostro paese. Comunque la si pensi sul tema, ma voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi tornando all'interno di quel consiglio regionale dove in queste ore si sta discutendo il bilancio. Allora partiamo dal Corriere del Veneto. Bilancio, il muro di Zaia sull'addizionale IRPEF, Pedemontana completa, apriamo senza casello, dice il presidente della giunta regionale. Via alla mini maratona per la manovra regionale, poche risorse libere, si parla di 60 milioni di euro briciole se rapportate per esempio alla dimensione di una manovra finanziaria nazionale sull'ordine dei 25 miliardi. Ma vediamo i titoli degli altri giornali locali. Il Gazzettino, via al bilancio e subito lite, la Pedemontana è pronta ma l'ultimo casello ci sarà da marzo. Veneto, il governatore, il presidente Zaia apre il dibattito, manovra da 18,4 miliardi e zero tasse. Di nuovo la verità è che di questi 18,4 miliardi sono soltanto 60 milioni quelli liberi, quelli sui quali effettivamente c'è una decisione da parte della regione, tutti gli altri sono vincolati. Zero tasse, rivendica ancora una volta il presidente Zaia. L'opposizione attacca, non si programma senza IRPEF sui redditi alti e IRAP per chi inquina, cioè sostanzialmente senza le risorse ottenute tramite la tassazione è impossibile un qualsiasi intervento regionale. E poi i quotidiani del gruppo NEM. La politica regionale, bilancio, assessorati salvi, recuperati i 28 milioni, si tratta dei 28 milioni di euro che sono stati tagliati dal governo, sottratti ai trasferimenti statali verso il Veneto. Usate le ultime gocce a danno di altri servizi. Presentato il bilancio in consiglio regionale che sconta i tagli di Roma. L'assessore al bilancio, il leghista Calzavara, ha detto è un peccato ma siamo gli unici senza addizionale IRPEF. Insomma, ancora una volta viene rivendicata questa scelta fatta da Galan ancora nel 2009 e poi portata avanti per 13 anni dalle diverse giunte guidate da Zaia attraverso i suoi 3 mandati da presidente della regione. Zaia ancora ha dichiarato si tratta della migliore manovra possibile in questo momento storico. Tra gli stanziamenti da segnalare 323 milioni di euro per 95 case della comunità e 35 ospedali di comunità, 437 milioni per le opere. L'opposizione insorge, non si investe a sufficienza su quelle che dovrebbero essere le priorità e in particolare vediamo che secondo Vanessa Camani del Partito Democratico non si è investito a sufficienza su ambiente, sanità, sociale, giovani e legalità. Anche Cristina Guarda di Europa Verde parla di un bilancio deviato rispetto alle urgenze, non ci sono piani industriali per l'agricoltura e contro l'emergenza siccità non si investe a sufficienza su sanità e sociale né sull'emergenza ambientale. Secondo Elena Ostanel del Veneto che vogliamo manca un piano per le giovani generazioni e secondo Erika Baldin del Movimento 5 Stelle non ci sono risorse a sufficienza per centri antiviolenza, borse di studio e aiuti per gli affitti. Baldin del Movimento 5 Stelle punta il faro anche sui risarcimenti dei danni da maltempo che hanno tempi lunghissimi ormai, serviranno ancora alcuni mesi almeno alle cittadine e cittadini
ad esempio della Ribera del Brenta e dell'intero Veneto, per ottenere dal governo Meloni i ristori dai danni subiti dal patrimonio privato durante il maltempo eccezionale dello scorso luglio, quando la grandine si abbatté sopra larghe aree del territorio, ammaccando vetrate e autovetture. Ed è stato proprio l'assessore regionale Giampaolo Bottaccino, durante la seduta di consiglio, a ricordare la procedura di rilevazione e assegnazione dei fondi, rispondendo a un'interrogazione presentata lo scorso 21 settembre dall'esponente del Movimento 5 Stelle. Insomma, tempi lunghissimi per i ristori. Il governo Meloni non ha ancora approvato l'impegno di spesa, ma proseguiamo ora la rassegna stampa. Sempre nell'ambito della politica regionale si parla ancora di terzo mandato per i presidenti di regione. Ricordiamo sempre che per Zaia si tratterebbe del quarto mandato consecutivo da presidente, ma è guerra e scontro tra Lega e Forza Italia. Stefani, coordinatore regionale della Lega, evoca Galan. Zaia ci ha risollevati da anni oscuri, dice il leghista. Terzo mandato dopo il nuovo attacco di Tosi, il Carroccio va alla controffensiva, scrive il Gazzettino, l'articolo di Angela Pederiva. No ai veti politici e cominciano gli sgambetti. C'è l'ordine in consiglio regionale di bocciare le proposte degli azzurri di Forza Italia. Il segretario regionale forzista aveva diffuso un video del 2016 in cui il presidente della regione rivendicava la scelta dei due mandati. Insomma, è confusione, è scontro all'interno del centrodestra, lo vediamo anche sui quotidiani del gruppo NEM. Duello sul terzo mandato, Gelmenti di Fratelli d'Italia punge, giusta l'alternanza, dice il senatore veronese. Nuova stagione, per la regione ci siamo noi, Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, naturalmente forte dei suoi consensi maggioritari all'interno del centrodestra, rivendica la guida della regione. Altro fronte quindi che si aggiunge dopo quello con Forza Italia. Abbiamo profili candidabili, sempre il meloniano veronese. I quotidiani del gruppo NEM ricordano le contrapposizioni. Da una parte Tosi, il presidente in passato si ergeva paladino dell'anticasta, dov'è adesso la sua coerenza? E quella invece di Zaia, bisogna decidere se porre al centro dell'attenzione il cittadino, ha detto il ente della giunta regionale del Veneto. Vediamo l'ultimo articolo sui quotidiani di oggi, il Corriere del Veneto, che titola terzo mandato, battaglia in vista, la Lega tenterà il blitz alla Camera. L'emendamento di Stefani, coordinatore regionale della Lega, appunto al testo unico degli enti locali. Intanto è scontro tra il segretario e Forza Italia, una vicenda davvero confusa, senza esclusione di colpi. Vedremo come si concluderà questo scontro tutto interno al centrodestra, con l'opposizione che è ferma su una posizione di contrarietà all'estendere il limite dei 2 mandati per sindaci, presidenti di regione, insomma le cariche monocratiche elette direttamente dai cittadini, che devono naturalmente, per una forma di garanzia, avere un limite dei 2 mandati, come avviene in tutto il mondo, come avviene per tutte le cariche elette direttamente dai cittadini. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con le ultime 2 notizie flash, entrambe sul Corriere del Veneto. La prima: concorsone scuola, in palio 4.274 posti per il Veneto. Al via la selezione finanziata dal PNRR, i provveditori parlano di emergenza docenti, in particolare nelle materie scientifiche. Sono 4.274 i posti disponibili per il Veneto nell'ambito dei 30.000 messi al bando a livello nazionale, un concorso indetto con i finanziamenti del PNRR per l'assunzione in ruolo di docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. Infine, l'ultima notizia: Giulia Cecchettin ha la sua laurea in ingegneria, conferirla un dovere e un onore, dice la rettrice di Padova dell'Università di Padova Daniela Mappelli. Padova, appunto, cerimonia il 2 febbraio fissata dal Senato accademico, che ha deciso di conferire la laurea in memoria in ingegneria biomedica appunto a Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.